tutte femmine di 4 anni. Abu Dhabi Gar, American Winner Fass, Aloha Bay, Anita Yoresem, Emily Pan, Iron BLG, Adelaide Di Noi in seconda fila, velocissima in partenza Emily Pan che cerca di sfilare mentre sbaglia. Numero American 2 Winner Fass American Winner difende la Fass, posizione, però Aloha Bay squalificato. che conquista in breve il comando. Più indietro c'è Abu Dhabi Gar e via via tutti gli altri. In quarta posizione Adelaide Di No. Intanto i 200 in 14,4 si accoda in seconda posizione. Intanto Iron BLG, scusate, al posto non di Emily Pan, mentre in vantaggio è sempre Aloha Bay che si appresta a completare il quarto iniziale in 29,3. E ora a metà della seconda curva guida mentre Emily Pan esce all'esterno, superando a sua volta Abu Dhabi Gar che rimane invece incollato alla corda. Cavalli ora che sono al passaggio davanti alle tribune, metà della quale cerca di avvicinarsi ulteriormente Emily Pan per raggiungere Aloha Bay che guida con un mezzo miglio in 59,5. In seconda posizione si mantiene Iron BLG che ha colto partenza velocissima. Abu Dhabi Gar invece ferma in posizione di rincalzo, attacca ora dopo un chilometro in 1,14,4. Emily Pan in grado di avvantaggiarsi su Aloha Bay in difficoltà, ha spostato però Iron BLG dalla posizione di corda e seguito da Abu Dhabi Gar. Siamo ora a 400 scarsi dalla conclusione, ha preso vantaggio Emily Pan nei confronti di Iron BLG mentre Abu Dhabi Gar fatica a progredire ed è Anita Yoresem che avanza all'esterno. Intanto ultima curva completata con in vantaggio Emily Pan attaccata al largo da Iron BLG, ma Emily Pan nel finale in grado di allungare ancora per vincere comodamente. Secondo posto per una comunque sempre ottima Iron BLG che conquista l'ennesimo piazzamento a Cesena, e al terzo chiude Anita Yoresem. La vittoria dunque per una Emily Pan che corre veramente alla grande, se la fa scoperta all'esterno per liquidare Aloha Bay già ai 500 finali e poi andarsene per proprio conto. Salvatore Valentino alla guida e al training, la quota al totalizzatore di 3,89.